Ieri in tarda serata abbiamo deliberato in giunta lo statuto della Fondazione di Partecipazione di Agrigento 2025. La delibera è la 154 del 3 agosto 2023. Il prossimo passaggio sarà naturalmente il parere del revisore dei conti, quindi andrà al vaglio dei consiglieri comunali, così già come pattuito con il Presidente del Consiglio, il dottore professore Giovanni Civiltà. E adesso anche due parole sui membri della Fondazione, che sono il Comune di Agrigento, il Comune di Lampedusa, che ha un ruolo anche fondamentale nel dossier, visto che uno degli argomenti principali è stata proprio l'accoglienza e l'integrazione e le relazioni tra le varie etnie del Mediterraneo. Un altro ruolo importante ha avuto ed ha l'Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, che è stato uno dei bracci operativi proprio di questa fatica, e colgo l'occasione per ringraziarne il Presidente. E l'Associazione Meno è quell'organo competente che ha redatto il dossier, che ha interloquito a Roma con la giuria che ci ha esaminati e che ha la competenza proprio di poter portare avanti i vari progetti designati nello stesso dossier, collaborando con tutti gli altri enti che saranno designati in questo stesso statuto. Per quanto riguarda i tempi impiegati, posso affermare che sono quelli dovuti per poter redigere un atto che abbia una certa durata nel tempo e che possa garantire la riuscita dell'intera operazione.